Ecco, allora, proprio perché l'ora è quella che è e siete stati veramente eroici a stare con noi fino adesso. Per noi sapevamo che era una giornata di ascolto importante, di lavoro e sì, scusate esigenze di telecamera, se sapevo che non c'era stavo meglio, ma va bene lo stesso. Ecco, allora grazie davvero a voi per essere stati qua, i temi sono stati molti. Era un primo esperimento anche da noi costruito in modo, come vi ho detto, molto artigianale. Non abbiamo dietro una società di comunicazione, insomma qualcuno che ci prepara il pacchetto, ma lo stiamo costruendo insieme a voi. Per cui questi suggerimenti sono ottimi, probabilmente per la prossima volta vedremo di dilazionare magari in più incontri che già abbiamo, se ci riusciamo nel territorio, con magari meno relazioni, come dire, più impegnative, che non volevano essere relazioni, però è chiaro che quando vai su temi complessi insomma banalizzi se non riesci almeno a dare un po' di spazio. E quindi magari un po' meno, lasciando magari lo spazio per una discussione più interattiva insomma tra quelli che partecipano. Per questo sarà anche importante magari iscriversi per Caule, vedremo magari di costruire già delle altre date così, e specificando anche meglio magari i temi, che così si riesce di più a entrare nello specifico. Quindi questo è un buon suggerimento. Difficile fare una sintesi di oggi, perché siamo andati abbastanza, abbiamo spaziato tantissimo. La sintesi che potrei, che mi è venuta in mente adesso, riguardando velocemente le cose che sono state dette oggi, mi viene da una riflessione sulla nostra Carta Costituzionale. La nostra Carta Costituzionale è la base su cui è costruita la nostra democrazia ed è stata costruita con grande sacrificio e ci è stata consegnata. Mi colpiva oggi dalle analisi che sono state fatte dalla sindaca di Lamont, che dice: noi siamo fatti così, dobbiamo anche narrarci, no, per quello che siamo con noi, perché poi la politica deve partire dalle cose che sono, dalla realtà, da un principio di realtà, no? Che è sia come è fatta una popolazione, una comunità, quali sono i soggetti che la compongono, per età, per bisogni, per anche speranze e desideri, perché l'uomo è anche questo, ed è anche una conformazione del territorio. Quindi ecco, bisogna partire dalle cose che fanno principio di realtà e tenerle in considerazione quando si governa. Quando si governa bisogna partire dagli elementi che ci sono, poi c'è stato anche suggerito dei punti di forza, che sono molti nella nostra regione, sono davvero molti. Vorrei ricordare, è stato ricordato oggi, un sistema sanitario che è un sistema di eccellenza, probabilmente ce l'abbiamo anche di eccellenza perché qualcuno che ne ha gettato le fondamenta. Quando costruisci delle buone fondamenta in una casa reggono anche quando magari passa qualche amministratore di condominio non proprio bravissimo, però reggono. È stato dato anche da altri esempi, no? Chi ha avuto la fortuna di avere competenze importanti, persone che hanno gettato le fondamenta buone, no? Per delle istituzioni utili, che siano pubbliche, che siano più civili, più privati, tutto questo poi è un grande giovamento per tutta la comunità, anche nel tempo. Dobbiamo avere un po' di più l'ambizione di mettere insieme le risorse che ci sono con un senso di responsabilità maggiore. L'ho detto stamattina e lo ripeto: il benessere di tutti noi, prendendoci cura anche di quelli che non ce la fanno, possono diventare un problema anche per quelli che stanno bene, e anche prenderci cura di quelle che sono le future generazioni. Quando Paolo prima ricordava che ad agosto noi stiamo già consumando asset naturali che aspettano il futuro, che aspettano i figli e i nipoti, sta dicendo una cosa che è una verità matematicamente dimostrata, per la quale non agiamo per cambiare, per fare quel cambiamento radicale di cui c'è bisogno. Quindi c'è bisogno di partire da quello che c'è, di fare riferimento a valori forti che questa regione ha espresso nel suo Stato. È stata richiamata perfino la tradizione della Repubblica serenissima nella capacità di amministrare e di dare ricchezza e prosperità a questo territorio, e nello stesso tempo avere il coraggio di un cambiamento che è stato definito, mi pare, da qualcuno, più di qualcuno, radicale. Allora, la nostra Costituzione viene chiamata la Carta della sussidiarietà, cioè la Costituzione che più di ogni altra è stata scritta perché lo Stato e tutta quella che è la pubblica amministrazione, i livelli di governo, siano il più presenti possibile per garantire diritti e pari opportunità a tutti, ma nello stesso tempo dovrebbero essere anche i più leggeri possibili. Noi abbiamo il principio di sussidiarietà che dice: tutto quello che si può fare si faccia a livello più vicino possibile alla comunità, perché lì
Si può decidere con più controllo sociale, con più trasparenza e con più attenzione al bisogno, perché lì emerge, abbiamo sentito l'esempio dell'assessore che ha parlato delle scuole paritarie, abbiamo sentito la sindaca di Lamò. Quindi un principio di sussidiarietà che dice sali di livello di governo nel momento in cui sai che a quel livello lì, più vicino al cittadino e alla comunità, non riesci a essere efficiente ed adeguato per dare la risposta giusta. Modelli applicati benissimo in Svizzera, in Germania, insomma nei paesi federali, tutto questo viene applicato in modo molto, molto più efficiente che non da noi, che abbiamo parlato molto di federalismo ma non l'abbiamo ancora applicato. E poi però c'è anche un principio di sussidiarietà orizzontale nella nostra Costituzione, articolo 118, ma non solo, anche l'articolo 2, e cioè tutto quello che anche l'iniziativa privata, sociale, che le associazioni, che le persone come liberi cittadini possono mettere in moto per il bene comune della comunità, tu, Stato, altri livelli di governo, lo devi agevolare. Questa è la nostra Costituzione, per cui mi ha colpito oggi, quando papà, ma non solo lui, altri e tantissimi altri dibattiti, continuiamo tutti a vivere, perché è così, non è una leggenda, pensando allo Stato come qualcosa che ci opprime. Cos'era la battuta di Babin? Lo Stato vince sempre, al banco vince sempre. Aumentano le imposte locali, vengono drenate le risorse ai territori che hanno bisogno di dare servizi e, come dice bene Vane, vale per le montagne, vale per noi in pianura, sotto un certo limite di risorse non puoi più garantire il servizio. Ecco, pensare che noi abbiamo questa Costituzione e che poi la pubblica amministrazione agisce in un modo che conosciamo è esattamente il contrario di quello che chiede la Costituzione, vuol dire che forse non solo abbiamo una politica che ha sbagliato, che sbaglia, abbiamo magari una classe dirigente non all'altezza, ricordo che sono tante le classi dirigenti di un paese, non solo quella politica ovviamente, e bisogna partire sempre dall'autocritica per prima cosa, però forse è anche che forse quel principio di sussidiarietà non l'ha declinato neanche la società civile fino in fondo. Ce ne siamo appropriati, non l'abbiamo voluto fare nostro, perché chiaramente significa anche partecipare, ma significa anche responsabilità. E allora io credo che da oggi esca, e quindi non vado nel dettaglio delle singole questioni, ma esca la necessità di pretendere e di voler quindi attuare giorno per giorno, a partire dalle nostre comunità, dalle nostre associazioni, dalla fondazione di cui ci ha parlato oddio, il nome adesso mi manca, Fantinè, ecco, perfetto. Da tutto questo ripartire a pretendere di far parte del governo del bene comune, di essere parte dell'amministrazione, del governo della cosa pubblica. La nostra Costituzione lo esige prima di tutto a noi come cittadini, certo nel momento in cui eleggiamo i nostri rappresentanti, certo nel momento in cui siamo rappresentati nelle istituzioni, ma lo esige oggi in modo radicale da ciascuno di noi. E mi pare che oggi abbiamo tentato di fare questo. Non sarà un'impresa facile, perché io che sto in Parlamento e che voto le manovre finanziarie che stanno, io definisco così, prosciugando i territori e portando le risorse al centro dove non possono creare sviluppo come lo possono creare, dare risposte ai bisogni cittadini come qui, e lo stiamo facendo con tagli lineari fino a qua, quindi dico chiaramente, ma nella situazione attuale stiamo agendo in questo modo. Capovolgere questo, se non viene da una grandissima partecipazione dal basso e da una grande, come dire, consapevolezza di cambiamento nel governo della cosa pubblica, a cominciare dai territori, non solo del mio comune ma anche della mia regione, sarà molto difficile cambiarlo a livello nazionale. Sarà molto difficile, e io sono molto preoccupata di questo, perché da tempo la nostra Corte dei Conti ci sta dicendo che dobbiamo ridisegnare il perimetro dell'ambito, come dire, di gestione dello Stato della cosa pubblica, perché con le risorse date, pur sottraendo tutti gli sprechi che sono ovviamente è doveroso eliminare, pur razionalizzando, però non sarà possibile che lo Stato faccia tutto quello che ha fatto sinora e che intermedi tutto quello che ha fatto sinora. Paradossalmente abbiamo uno Stato che intermedia una quantità enorme di risorse, cioè le preleva dai cittadini e poi le distribuisce. Dati internazionali ci dicono che nel nostro paese, nonostante questo livello di intermediazione, alla fine della redistribuzione c'è più disuguaglianza che all'inizio. Quindi abbiamo proprio, come dire, una mano pubblica che con le più buone intenzioni della nostra Carta Costituzionale ha risultati esattamente all'opposto.
Quindi il bisogno del cambiamento radicale c'è tutto, c'è una piramide che va rovesciata, bisogna partire dal basso e non dall'alto, applicando la nostra Carta Costituzionale in un paese che è così diverso, così lungo, c'è la montagna veneta e c'è la pianura veneta, ma poi c'è tutto il resto dello stivale e non possiamo pensare che a Roma si facciano dei vestiti di taglia unica per tutte queste realtà. Quindi io direi questo, partire da questo senso di coinvolgimento importante che può investire ciascuno di noi. Abbiamo sentito oggi tante persone che hanno parlato, pochissime impegnate in politica, moltissime con altri talenti e qualità, e qui in sala ce ne sono altri che magari non sono intervenuti, ci saranno altre occasioni. Noi dobbiamo mettere in rete queste energie, queste competenze, facendone poi sintesi perché siano davvero azioni, si trasformino in azioni concrete per governare il nostro territorio, la nostra regione dentro l'Italia e per rendere migliore la vita delle persone, o almeno dare più speranza di quella che oggi hanno le persone che sono i nostri concittadini. Ecco. Non so se c'è qualcuno, Vania, volevi dire qualcosa? Vai. Io un saluto, ringrazio tutti, saluto, spero che sia stata una giornata interessante, che torniate a casa con degli spunti. Ottima accoglienza, bene, mi fa molto piacere. Andiamo avanti, siamo tutti più ricchi sicuramente, che abbiamo avuto così tanti stimoli, così impulsi, molto interessanti. E andiamo avanti. Sì. Grazie. Ringraziamo allora l'ospitalità Ramon e i fagioli.